alla fine del culto questa sala si riempirà. Dovete essere più fedeli agli orari. Preghiamo al nostro Dio. Grazie Padre, grazie per l'opportunità che abbiamo di offrirti culto, che non tutte le cose che diremo a te stasera con le canzoni o in preghiera, che non siano soltanto parole dette così a caso, ma che vengano dal profondo del nostro cuore, Signore. Accetta la nostra lode e parlaci stasera. Parla al nostro cuore, trasformaci. In nome di Gesù. Amen. Prima di passare alla lode vorrei condividere un attimino il Salmo di numero 1. Posso chiedervi di alzarsi? Salmo 1 dice: Beato l'uomo che cammina secondo il consiglio degli empi, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pulla che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Che possiamo scegliere con saggezza quelle persone che saranno accanto a noi, che siano persone che possono aiutarci a crescere e non a portarci lontano dal Signore. Buon culto a tutti. Così grande, fine di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantiamo Chiesa che scuote tutto, che scuote tutto, il mondo intero, che ci stupisce in ogni istante. Il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantiamo questa è la grazia tua, questa è la grazia tua, e il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i piedi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. cantiamo a Lui. E spazza via la confusione che ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi guida il mondo con la giustizia, in cui splendore che come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Cantiamo con forza. Questa è la grazia tua e il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i piedi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me.
lui che è degno. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la Cantiamo a lui. morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i piedi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Amen. Chi è contento di essere qui oggi? Abbiamo una serata speciale, abbiamo appena avuto il baby shower di Luigi, un momento di gioia, un momento di allegria, poter essere una famiglia, poter essere una chiesa oggi, poter condividere questo momento in cui vediamo che c'è un piccolo bimbo che viene a questo mondo, quindi per me è una gioia grandissima. Quindi è anche un motivo in più, che c'è Gesù, c'è la sua grazia, come abbiamo appena cantato, c'è il momento che possiamo avere con Lui, c'è stato il baby shower, quindi siamo oggi pieni di momenti di felicità, di momenti di gioia, che possiamo capire che è il nostro Dio che ci porta a tutte queste cose. Ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Dio ti protegge. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Amen, amen, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sei su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sei su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore E per mille generazioni sia su tutta la famiglia, i suoi figli, i tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, sia su tutta la famiglia, i suoi figli, i tuoi figli, sia con te
accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Tu sei santo, Signore. Tu sei degno di lode. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, poi io so che vivo sei, e un giorno tornerai, in ciel mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Tu sei la luce mia, tu sei la mia salvezza, te mi arrenderò. Se accanto a te starò, nelle mani tue nulla temerò. Tu sei santo, Signore. Tu sei degno di lode. Cantiamo a Lui. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, poi io so che vivo sei, e un giorno tornerai, in ciel mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, poi io so che vivo sei, e un giorno tornerai, in ciel mi porterai, per sempre regnerai. Alleluia. Possiamo cantare a Lui. Perché mi amo. Possiamo cantare al Signore, che è degno di ogni lode ed adorazione. Canti con tutto il cuore. Vieni Gesù, vieni Gesù, Maranatha, ora ven Signor Gesù. Vieni Gesù, vieni Gesù, Maranatha, ora ven Signor Gesù. Mettiamo a Lui, vieni Gesù. Vieni Gesù, vieni Gesù, Maranatha, ora ven Signor Gesù. Mettiamo ancora una volta. Vieni Gesù, vieni Gesù, Maranatha, ora ven Signor Gesù. Mettiamo solo in te. Solo in te confiderò, di nulla temerò. Avanti io andrò, poi io so che vivo sei, e un
So, in te confiderò, di nulla temerò, avanti io andrò, io so che vivo sei, e un giorno tornerai, in cielo mi porterai, per sempre regnerai, alleluia. Amen. Che abbiamo cantato che solo in Lui possiamo portare la nostra fiducia, che con Lui non possiamo temere niente, perché sappiamo che Lui è vivo. Chi crede che Lui è vivo? Chi ha fede in questa cosa? Avere fede in questa cosa non è solo dire e basta, no? Questo deve essere una cosa che cambia la nostra vita. Cioè, dobbiamo ricordare che abbiamo un Dio che vive in ogni momento della nostra vita. Sai quel momento che abbiamo difficoltà? Sai quel momento che non abbiamo più speranza? Quel momento che magari non siamo in una giornata bella, una giornata positiva, una giornata di gioia? Quel momento dobbiamo ricordarsi che Lui è vivo. Quel momento dobbiamo ricordarsi che con Lui non temiamo niente, che Lui non dobbiamo avere paura, perché anche se abbiamo dei momenti di difficoltà, anche se siamo in mezzo a una situazione, sai quando Pedro era lì nella barca e poi è andato al mare, e lì in quel momento che lui era nel mare ha iniziato, sai, a affogarsi. Quello momento era un momento che magari siamo noi messi in questo momento della nostra vita. Siamo lì dentro del mare, che l'acqua inizia a venire in collo e iniziamo a bere anche quell'acqua salata. In quel momento che dobbiamo avere fede, che abbiamo un Dio vivo, è quel momento che dobbiamo sapere che Lui è al nostro fianco, che Lui è il nostro Dio, che Lui ha potere per fare qualsiasi roba. E magari il momento in cui stiamo passando è un momento in cui dobbiamo passare, e magari è un step che è necessario per la nostra crescita o perché dobbiamo imparare qualcosa. Il nostro Dio è un Dio che è con noi nei momenti positivi e nei momenti negativi. Il nostro Dio non è un Dio che ci porta solo alla felicità, nel senso di, non è che perché siamo con Lui che avremo solo dei belli momenti nella nostra vita. No, avremo tanti momenti di difficoltà. Ma sapete qual è la differenza? Che abbiamo una roccia, abbiamo qualcosa da tenere in mano, abbiamo un Dio che ci può portare su, come ha fatto con Pietro. Lui era lì in quel momento nel mare, che si affogava, lui ha potuto guardare uno che lo ha preso in mano così, e lui è tornato. Quindi ci ricordiamo che il nostro Dio è un Dio dei miracoli, è un Dio che sta con noi, amen? Non basta che diciamo che siamo credenti, che abbiamo un Dio, se questo non è qualcosa che cambia la nostra vita, se questo non è qualcosa che fa la differenza ogni giorno. Sai, non serve che diciamo che siamo cristiani se nel lavoro, nelle scuole o nell'università non facciamo vedere che siamo cristiani. Non perché vogliamo essere più santi di qualcuno, non perché vogliamo essere migliori, ma perché dobbiamo essere proprio come Lui. Dobbiamo ricordarsi in ogni momento, in ogni attitudine, in ogni opportunità, che dobbiamo essere come Lui. È questo che è essere cristiano. Amen, Chiesa. Quando dico questa cosa è anche per tutte noi che siamo qui a cantare, a suonare. Siamo tutti fratelli, tutti abbiamo dei momenti di difficoltà, tutti siamo in questo mondo come uguali. Quindi io spesso parlo di queste cose, ma perché è una verità. Quando cantiamo una canzone e leggiamo il testo, che
che vediamo lì, dobbiamo credere in questa cosa che stiamo cantando. Non dobbiamo solo ripetere e basta, ma dobbiamo ripetere con sapienza che quello è qualcosa di vero, no? Quindi magari cantiamo questo ritornello, ma con questo nel cuore, no? Che sono parole di verità. In te confiderò, avanti io andrò, so che vivo sei, e un giorno tornerai, per sempre regnerai, alleluia, so, in te confiderò, di nulla temerò, io andrò, oh, io so che vivo sei, per sempre regnerai, alleluia. Amen. Chi ha cantato con verità? Solo io? Tutti voi? Amen. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato tra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Fu rifiutato tra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. Cantiamo a lui. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza di una parola sola al dolor salì dalla morte. Egli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita.
tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dire una parola sola, al dolore si arrese fino alla morte, egli versò la sua vita, provando l'amara, la sua dolce grazia e perdonarci vita. Dio, ti ringraziamo Padre perché sei andato quel giorno lì come agnelli per i nostri peccati e non ha detto neanche una parola per amore a noi, quindi per questo che ti offriamo questo culto, per questo che ti offriamo questo momento, sapendo che il Signore ha mandato il suo Figlio come sacrificio, l'unico e sufficiente per i nostri peccati, per la nostra salvezza, per la vita eterna. Quindi grazie Signore, ti ringraziamo Signore, ti chiediamo Padre che continua con noi Signore, porta il tuo Spirito Santo Signore, manifesta la tua parola e ti chiediamo Padre che possiamo uscire da qua, di questo culto migliore di come abbiamo entrato Signore. Questo è il nostro desiderio Signore, come Chiesa, di sempre che possiamo ogni giorno camminare un giorno dopo l'altro, sempre migliorando Signore, perché è quello che il Signore aspetta di noi. Ti ringraziamo nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedere. Amen. Amen. Ciao a tutti, è veramente una gioia essere qua con voi stasera per offrire un culto al nostro Signore. Una giornata veramente speciale, no? Paolo ha già detto che abbiamo avuto il baby shower di Luigi, quindi essere qua come una chiesa dove tutti noi possiamo celebrare il nome del nostro Signore. E con questa gioia volevo condividere con voi stasera, perché oggi iniziamo un'altra lettera dove andiamo a studiare, andiamo a vedere alcune cose che sono straimportanti per la nostra vita e soprattutto per quello che vuol dire imparare dal Signore esattamente quello che il Signore vuole insegnarci, no? E quindi leggiamo il capitolo 1 di Colossesi, dal versetto 1 al versetto 8. Che dice così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha fatto anche conoscere il vostro amore nello Spirito. Preghiamo. Signore,
questa sera vogliamo imparare esattamente quello che il Signore vuole insegnarci. Spirito Santo abbia libertà in nostro mezzo, parli con noi e che tu possa veramente toccare nel più profondo della nostra anima affinché possiamo imparare e uscire da qua, cioè, diversamente da come siamo entrati. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, come vi ho detto, inizieremo quindi a studiare la lettera ai Colossesi. Una lettera veramente bella, una lettera che ci porterà tanti insegnamenti e durante tutta questa lettera vedremo insieme tutto quello che era magari un problema della Chiesa che Paolo voleva trattare, ma soprattutto quello che è lo scopo di Paolo, no? In questa lettera, che era riaffermare e soprattutto presentare Gesù Cristo come il capo, cioè come il Signore della Chiesa. Ma prima di iniziare vorrei proprio fare un'introduzione, perché siccome questa è la prima predica, vorrei dare quindi un'introduzione per quanto riguarda non solo la Chiesa, ma soprattutto la lettera ai Colossesi. Bene, la Chiesa dei Colossesi quindi è stata fondata nell'epoca del terzo viaggio missionario di Paolo. Quindi tutti noi sappiamo che Paolo ha fatto 3 viaggi missionari. Il primo, che è descritto nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13, il secondo, nel capitolo 17 se non mi sbaglio, e dopo nel capitolo 18. Quindi la Chiesa è stata fondata esattamente in questo terzo viaggio. Lui ha deciso proprio di rimanere ad Efeso, che era la principale città dell'Asia Minore, che era come se fosse la capitale, e restava all'incirca 160-200 km di distanza tra Efeso e Colossi. C'erano in quella regione, dove c'era il fiume Lico, che si chiama così, 3 città che erano piccolissime rispetto ad Efeso, perché era proprio una città strategica. Colosse, Laodicea e Ierapoli. Queste 3 città erano appunto le città che sono state fondate, le chiese sono state fondate, diciamo attraverso l'Apostolo Paolo, perché non è stata fondata dall'Apostolo Paolo, ma di un suo collaboratore che si chiamava Epafra, come abbiamo visto qua nel versetto 7. Era un suo discepolo che è andato lì, ha proprio fondato la Chiesa e l'Apostolo Paolo quindi non conosceva questa Chiesa di persona, conosceva appunto questa Chiesa soltanto di quello che Epafra gli diceva, che gli portava appunto del resoconto, diciamo così, di quello che succedeva dentro quella Chiesa. Bene, come abbiamo detto, questo Epafra era un discepolo dell'Apostolo Paolo e quella zona soprattutto era una zona molto ricca, che continua essendo oggi una zona molto ricca. Se noi prendiamo la mappa e vediamo, è la zona della Turchia asiatica, che in quell'epoca si chiamava Frigia. Quindi c'era un mischio di culture, dei greci, del popolo della zona, dei giudei, e questo, come vi ho detto prima, vedremo un po' più avanti, ha portato dei problemi, che era uno dei problemi che era il sincretismo, cioè c'erano tante persone insieme che portavano tante religioni insieme e che hanno perso un po', diciamo, il centro, cioè Gesù Cristo come la verità e il capo di quella Chiesa. Hanno vissuto lì anche in questa piccola città a Colosse 2 persone importanti che poi vedremo un po' più avanti, che sono Onesimo e Filemon. Onesimo quindi era proprio lo schiavo di Filemon e questa città, Colosse, ha subito un grossissimo problema, non solo a Colosse, ma soprattutto quelle città che erano in quella regione, perché nell'anno 46 d.C. hanno subito proprio un terremoto che ha praticamente distrutto, no, quella regione, quella città, e soltanto Laodicea, che era una di quelle città più importanti tra le 3 città, è riuscita proprio a rialzarsi. Bene, detto questo, la lettera, come vi ho detto prima, è stata indirizzata quindi alla Chiesa. La lettera è stata scritta dall'Apostolo Paolo quando era stato in carcere. Paolo è stato arrestato 2 volte, come noi sappiamo, e la prima volta che è stato arrestato è stato proprio un discorso di persecuzione dei giudei. Ma voi mi dite così, ma caspita, Paolo era romano perché è nato a Tarso, quindi era sotto l'impero romano, ma poi era anche giudeo. Sì, la sua famiglia era giudea, però cosa è successo?
e soprattutto no, come abbiamo visto nel capitolo 9, quando Paolo ha avuto l'incontro con Gesù, ok? Che era nella via per Damasco, è caduto del cavallo, giusto? No, lui non è caduto del cavallo. Per tanti anni ho imparato questa cosa, ma non è giusto. Lui è soltanto cascato. La Bibbia dice che lui è cascato a terra e ha avuto una visione, ma lui non è caduto del cavallo, perché la Bibbia non dice niente di cavallo. Noi che abbiamo messo sto cavallo là, non so per cosa. Ma comunque è cascato e ha avuto questo incontro col Signore. L'Apostolo Paolo quindi perseguitava i cristiani e adesso era perseguitato per i giudei. Cioè, lui lavorava con i giudei. Adesso i giudei le hanno iniziato a fare la persecuzione contro di lui? Sì. Che cosa è successo? Quando Gesù è nato, adesso vi racconto un po' quello che è successo con l'Apostolo Paolo. Quando Gesù è nato, l'imperatore si chiamava Augusto, quindi c'è stata quella transizione. Nel momento in cui Gesù è morto, è stato crocifisso, c'era un imperatore che si chiamava Tiberio Cesare, di quella fase famosa, no? Date a Cesare quello che è di Cesare e a Gesù, a Dio, a quello che è di Dio. Quindi sappiamo che era Cesare. Dopo è venuto Caligula, l'imperatore romano, e dopodiché è venuto Claudio. C'era un profeta, no? In quella zona della Giudea che si chiamava Agapo. Questo Agapo quindi ha riferito una profezia dicendo che tutto il mondo avrebbe subito quindi una fame grandissima, come vediamo ad esempio in Genesi, quando Giuseppe ha iniziato a raccogliere tutto quello che doveva raccogliere perché ce n'erano 7 anni di fame in tutto il mondo. Questo era quello che stava succedendo. Nell'impero di Claudio, quindi, avevano dei giudei a Roma. E cosa ha fatto Claudio? Li ha espulsi e li ha fatto proprio rientrare nella Giudea. Noi sappiamo che quella zona della Giudea, che oggi tanti hanno problemi là perché dicono che è la zona della Palestina, che non è sbagliato, ma prima si chiamava Giudea, da questo che viene il nome Giudei. Quindi sappiamo che quando i giudei sono rientrati in quella zona là, perché c'era proprio quella regione della Giudea, c'era questa fame. E cosa ha deciso di fare l'Apostolo Paolo? Di fare una raccolta. E questo noi vediamo anche negli Atti degli Apostoli. È anche una predica molto detta, no, nel nostro mezzo, che è di Prima Corinzi, capitolo 9, se non mi sbaglio, versetto 5, che parla appunto di questa situazione, quando Paolo ha deciso di mandare la gente davanti a lui per portare quindi queste offerte, perché i giudei passavano proprio necessità, cioè si trovavano proprio nel bisogno. E quindi l'Apostolo Paolo ha deciso di fare questa raccolta. Quando lui stava proprio arrivando, ha subito tantissimi problemi, stava proprio arrivando nella Cesarea, quindi che c'era il porto, c'era un percorso da fare, ha portato tutte le offerte a Gerusalemme e i giudei quindi hanno visto che Paolo non era, diciamo così, una persona molto degna di essere là. Prima perché predicava ai gentili, che non erano delle persone che meritavano di restare dentro il tabernacolo, il tempio di Dio. L'altra cosa è che praticamente portando tutte queste offerte, soprattutto la gente che era con lui, che era gentilica in quel momento, i giudei hanno deciso quindi di ucciderlo e hanno fatto quindi un piano per ucciderlo. Però Paolo, scappato, è andato a Cesarea ed è restato lì in prigione. Passati 2 anni, il governatore di Gerusalemme è cambiato e da lì hanno iniziato quindi a fare un'altra rivendicazione, diciamo così, perché volevano uccidere Paolo. Volevano portarlo quindi a giudizio a Gerusalemme perché dicevano che la sua causa non era più militare, ma sì religiosa. In quel tragitto Paolo aveva quindi un cugino che abitava a Gerusalemme. Questo cugino quindi cosa ha detto? Paolo, stai attento perché vogliono ucciderti. Paolo dice che era un cittadino romano e che voleva quindi essere giudicato per l'imperatore. E da lì l'hanno portato a Roma. E che a Roma quindi ha scritto 4 lettere, scusate, Efesini, Filippesi, Colossesi e Filemon. Nel frattempo che è stato quindi, diciamo, che è uscito dalla prigione, ha scritto altre lettere e la sua ultima lettera, quando era già vicino alla sua morte, quindi ha scritto secondo a Timoteo. Quindi questa è un po' la storia della lettera e dalla prigione quindi ha scritto Colossesi, che è quello che
vi ho detto prima, che vuole proprio riaffermare e a presentare Gesù come il Signore, il capo della Chiesa. E che loro, i teologi, fanno proprio un parallelo tra Colossesi e Efesini. Se Efesini parla della Chiesa, Colossesi parla di Gesù. Se Efesini parla della Chiesa, Colossesi parla appunto del capo, Gesù Cristo. Quindi fanno, cioè la testa, che è così. Bene, entrando quindi nella lettera qua, il versetto 1, vorrei proprio chiamarmi la vostra attenzione, che dice così: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. Come vi avevo detto, no? Quando Paolo ha avuto questo incontro con Gesù Cristo, lui dice che è stato proprio separato, cioè per la volontà di Dio. E io stavo condividendo questa cosa questa settimana con la mia moglie e io dicevo che tante volte vedo che la gente dice: caspita, adesso divento pastore, divento qualcosa dentro la Chiesa perché la mia vita è andata tutta storta, adesso faccio, non so, studio teologia e divento pastore. Ma non è proprio questo. Una persona che è proprio, cioè che vuole proprio servire, non può avere questa mentalità. Perché uno non può decidere così: adesso divento pastore. No. L'Apostolo Paolo, l'evangelista più importante che abbiamo avuto, che ha scritto quasi tutto il Nuovo Testamento, è stato scelto per volontà di Dio. Dio lo ha scelto. E noi non possiamo ingannarci, diciamo così, pensando che noi possiamo fare come vogliamo. È Dio che ci deve scegliere. E io sono sicuro che tanti di noi che siamo qua stasera hanno già avuto una conferma, hanno già avuto dentro il cuore quella cosa che brucia, dicendo così che devo fare qualcosa per il nostro Signore. Tutti noi. E sono sicuro che questa è la conferma che Gesù ci sta dicendo qualcosa, che Lui ci sta chiamando. Non perché noi adesso, solo perché è andato tutto storto, vogliamo fare qualcosa, ma perché il nostro Gesù ci sta chiamando. Per volontà sua, come l'Apostolo. Era per volontà di Dio, non per volontà. Quindi, quando lui dice così, io penso anche in un'altra cosa. Perché i problemi che Paolo voleva trattare in questa lettera, che non voglio proprio entrare in questo argomento qua perché lo vedremo più avanti, è proprio la missione che Paolo aveva. Quando dice volontà di Dio, apostolo, vuol dire disseminare la parola, cioè parlare dell'amore di Dio, parlare della parola. E questo è proprio un incrocio, cioè dove la missione si incontra esattamente con il proposito, il piano del cristianesimo. La missione di Paolo, che era portare il Vangelo, che noi vedremo un po' più avanti per quanto riguarda i frutti, era esattamente quello che era il proposito del cristianesimo, attraverso la predicazione. E perché vi sto dicendo questa cosa? Non so voi, ma io vedo oggi una società che ha proprio bisogno, che è come se noi avessimo bisogno di tornare alla Chiesa primitiva, cioè di parlare del Vangelo, di parlare della verità e di smettere di parlare delle cose che non sono importanti. Cioè è come se noi stessimo proprio uscendo dal Medioevo e attraversando quella parte della storia che c'era l'umanesimo, il rinascentismo, che c'era proprio il culto all'essere umano. Oggi ragazzi, non so se avete percepito questa cosa, ma c'è un egocentrismo grandissimo. La gente pensa a se stessa, la gente pensa solo a se stessa. E quando noi guardiamo l'Apostolo Paolo che ha scritto questa lettera qua dalla prigione per l'amore di Dio, perché stava predicando il Vangelo, vediamo una cosa che è la missione che Dio l'aveva messo, con il proposito del cristianesimo di predicare e guadagnare le nazioni, andando incontro esattamente a tutto quello che noi crediamo e di tutto quello che la Bibbia ci dice. È una necessità che noi abbiamo oggi, come vi ho detto la scorsa volta che sono stato qua a predicare, di questo risveglio spirituale che noi abbiamo bisogno, ma soprattutto di ricordare che noi dobbiamo mettere la nostra vita in regola. E chiedere esattamente perdono per tutti i nostri peccati, per il nostro egocentrismo e soprattutto dicendo così: Signore, perdona la nostra nazione, perdona il nostro popolo, perché noi non sappiamo cosa stiamo facendo. Cioè, tutto quello che noi stiamo facendo non è santo.
non è una cosa che noi vediamo esattamente che ingrandisce il nome di Dio, glorifica il nome di Dio. No, è tutto il contrario. È proprio chiedere perdono perché noi siamo dei peccatori, perché abbiamo bisogno proprio che Lui venga al nostro incontro e perdoni i nostri peccati. Ed era questo esattamente che l'Apostolo Paolo stava dicendo. Dopo vedremo, no, come vi ho detto, dei problemi, ma questa è la cosa che questa settimana stavo pensando tantissimo, perché come vi ho detto, no, io credo in questo risveglio e sta arrivando in Europa, sta arrivando. Noi vediamo tutti i paesi che hanno proprio delle persone in mezzo alle piazze, in mezzo alle strade che stanno predicando il Vangelo, ma non è un Vangelo di, come posso dire, di una questione di soldi, di avere prosperità. No, è un Vangelo dicendo che noi siamo dei peccatori, che dobbiamo pentirci dei nostri peccati, perché abbiamo bisogno di Gesù Cristo. E quindi la lettera è stata indirizzata a chi? Ai santi e fedeli fratelli. Interessante che quando noi vediamo questa parola santo, è molto magari scomodo, no? Perché quando noi sentiamo che qualcuno ci chiama santo, inizio già ad avere un po', come diciamo, il piede all'indietro. Ma perché questo qua mi sta chiamando santo se io sono peccatore? O no, non sarebbe un po' strano se io ti dico ciao santo? È strano. Ma il fatto è che santo nel Nuovo Testamento vuol dire essere separato. Nel momento in cui tu hai consegnato la tua vita a Gesù Cristo, tu sei santo, tu sei separato. E noi adesso stiamo attraversando appunto il periodo della santificazione, quindi ci stiamo santificando. E nel momento in cui Gesù ritornerà, saremo totalmente santi, perché il nostro corpo non avrà più peccato. Quindi quando Paolo sta scrivendo ai santi, era appunto alla Chiesa, ai fedeli, persone fedeli che avevano delle qualità che noi vedremo qua un po' più avanti. E Paolo inizia quindi del versetto 3 in avanti con una preghiera, ringraziando a Dio perché loro erano fedeli, ma soprattutto avevano 3 caratteristiche. E queste 3 caratteristiche sono caratteristiche di una Chiesa matura, cioè fede, amore e speranza. Leggiamo insieme, dice così: noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Quindi vuol dire che era una fede nella verticale in Gesù Cristo, ma che incideva esattamente, influiva sulla orizzontale verso i santi, verso i fratelli. Quindi vuol dire che se io ho fede in Gesù Cristo, automaticamente, e dico automaticamente perché è così che dovrebbe essere, che dobbiamo avere amore per il nostro fratello. Non perché adesso sono obbligato a far così, ma perché io sono uno specchio, cioè sono un cristiano. Se io ho fede in Gesù Cristo vuol dire che io devo avere pure amore verso il mio fratello. E lui continua: a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. Di chi lui stava parlando? Di Gesù Cristo. Come abbiamo visto settimana scorsa, se non mi sbaglio, Atti degli Apostoli, capitolo 2, dice che Gesù è stato accolto, cioè si terrà in cielo, fino alla pienezza dei tempi, affinché la sua Chiesa possa essere rapita, diciamo così. Okay? Il versetto parla esattamente che Gesù è in cielo e sta aspettando il momento giusto per venire qua e prendere la sua Chiesa. Quindi questa speranza è il nostro Gesù Cristo, che è ancora nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Cioè, predicazione, attraverso Epafra, della verità del Vangelo. Quindi, da qua possiamo vedere anche che c'erano dei problemi nella Chiesa. Loro davano sì dei frutti, ma da Chiesa primitiva del primo secolo c'erano già dei problemi in mezzo alla Chiesa, che Paolo doveva scrivere quindi e avvertirli,
esattamente per quanto riguarda questi problemi. Ma la cosa interessante è che queste 3 caratteristiche sono le stesse 3 caratteristiche che Paolo cita nel capitolo 13 di Prima Corinzi. La fede, la speranza e l'amore. Quindi è una chiesa matura. E prima di parlare quindi di maturità, vorrei quindi parlare un po' di queste 3 colonne che Paolo stava dicendo. La fede. Sappiamo che la fede, in Ebrei capitolo 11, versetto 1, dice che è la certezza delle cose che non si vedono, ma di quello che si aspetta. Quindi questa è la fede. Ma soprattutto, quello che volevo lasciare con voi è Romani capitolo 10, versetto 17, che dice che la fede viene attraverso il nostro ascolto, di tutto quello che noi ascoltiamo. Quindi dipende di quello che noi stiamo ascoltando durante il nostro giorno, durante la nostra vita. Non basta semplicemente ascoltare, non so, uno stand-up comedy su YouTube e pensare che noi avremo più profondità con il nostro Signore. Quindi la Chiesa matura, cioè la maturità non è essere perfetto, ma la maturità è avere profondità, è avere radici profonde, cioè non essere superficiale. Ed è interessante che noi capiamo subito quando uno è maturo o meno, quando noi iniziamo a parlare con lui, vero? Perché una persona che è superficiale parlerà solo degli argomenti superficiali. Non avrà mai un argomento in cui tu dici così, caspita, ho imparato qualcosa con questa persona. Avete mai avuto già una chiacchiera così con qualcuno? Che dice così, caspita, questo qua mi ha veramente impatto su qualcosa, perché mi ha fatto pensare diverso. Questo ha una radice più profonda. Ma uno che ha una radice superficiale, e mi dispiace se ve lo dico, ma è solo uno scherzo, va bene? Non prendetelo sul serio. Ma che parla solo di rossetto, che parla solo di specchietti, parla del trucco, o parla solo di calcio, no? PlayStation. E qua è un consiglio a tutti i ragazzi: se volete veramente avere una ragazza nella vostra vita, non parlare solo di PlayStation. Dovete parlare di altre cose, perché le ragazze piacciono i ragazzi intelligenti, perché le ragazze piacciono i ragazzi che hanno profondità, che sono uomini davvero. Le ragazze impazziscono in quello che è veramente un servo del Signore. Mamma mia, questo qua è un servo del Signore. Lei non dice così, caspita, che belle sopracciglia ha questo. Anche se sono, diciamo, un bello cartello di arrivo, diciamo così. Ma alle ragazze piacciono i ragazzi che sono intelligenti, che hanno profondità, che sono maturi. Bene, la seconda cosa è che noi abbiamo bisogno anche che la nostra fede cresca, perché questo porta ad avere un amore verso i nostri fratelli. Come vi ho detto prima, se noi siamo proprio profondi, se abbiamo fede in Gesù Cristo, automaticamente avremo fede per il nostro fratello. Quindi, quando abbiamo questa base solida, capiamo nel sacrificio di Gesù sulla croce, sappiamo che mano a mano che la nostra fede aumenta. E perché vi dico che la nostra fede aumenta? Vi spiego un attimo. È che noi avremo questo amore verso i nostri fratelli. La nostra fede aumenta perché, pensate com'è, se Gesù stava guarendo una persona e diceva così, grande è la tua fede. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché se la fede non fosse veramente importante, cioè la misura della fede non fosse importante, Gesù non avrebbe detto piccola è la tua fede a Pietro, quando lui stava proprio, no, annaffiando, ma avrebbe detto un'altra cosa. E non grande è la tua fede a diverse persone che sono state guarite. Quindi la misura della fede importa sì per Gesù. Tanto è che in Matteo 17, versetto 20, guarda cosa Gesù dice. Egli rispose loro, a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte passa da qui a là e passerà e niente vi sarà impossibile. Gesù stava dicendo che la nostra fede è
come un seme, un granello. Il granello di senape è quello più piccolo di tutti gli altri granelli, ma l'albero di senape è grandissimo. La nostra fede deve essere così, deve essere proprio un seme che ogni giorno noi dobbiamo seminare e che la nostra fede crescerà ancora di più. Non è che devi essere, diciamo così, uguale a un grano di senape, piccolo così, ma come? È diverso. Quindi che devi crescere, che deve essere come un granello che dopo spunta, cresce e diventa un albero grande. Quindi è diverso. Quindi è importantissimo. E il terzo punto è la speranza, che è la speranza, come vi ho detto prima, che il proprio Gesù dice, Paolo dice, scusate, alla fine del capitolo 1, che Gesù è la speranza della gloria. Bene. E parlando quindi della maturità, come vi ho detto, volevo condividere con voi un testo che si trova in Galati, capitolo 4. A partire del versetto 1 dice così: Io dico, finché l'erede è minorenne, non differisce in nulla del servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del Tempio, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Paolo stava dicendo, a prescindere dal fatto che voi siete l'eredi, non potete raggiungere niente se non siete ancora maggiorenni. Paolo stava dicendo così, e soprattutto perché ha fatto, diciamo, un paragono con la società di quell'epoca dell'impero romano. Ha detto, l'impero romano, anche se il figlio nacque già l'erede di qualcosa, lui non avrà mai il diritto se non è maggiorenne. Perché? Perché se muore il padre, ci sarà sempre un tutore legale che prenderà cura di questo bambino finché non abbia compiuto ancora l'età che, non so, dovrebbe avere per raggiungere, no, questa eredità. Finché non abbia questa età non avrà mai il diritto. Paolo sta dicendo questo anche a noi. Se noi non abbiamo maturità, anche se noi siamo figli di Dio, non avremo mai accesso a quello che Dio ha preparato per noi. È la stessa cosa di avere una Ferrari in garage, ma non avere il patentino per guidarla. Siamo i proprietari, ma non possiamo guidarla. Gesù non è venuto soltanto per perdonare i nostri peccati, per morire sulla croce per i nostri peccati. È venuto per darci ancora qualcosa di più. Se noi pensiamo che era soltanto per perdonare i peccati, non serviva che Gesù venisse. Continuavamo con la vecchia alleanza, quindi ce n'era un sacerdote che metteva la mano sull'agnello e perdonava i nostri peccati. Ma Gesù è venuto per darci qualcosa in più. E forse questo è un po' difficile di capire, perché la maturità viene, direi, per due cose. Prima l'età, ma non soltanto l'età. Perché in Ebrei l'autore dice che tante persone dovevano già essere maturi, ma non erano ancora perché non mangiavano il cibo solido, bevevano latte. Quindi non è soltanto l'età, ma è anche il fatto di voler crescere, di mettersi appunto in una situazione dove noi dobbiamo crescere. Dobbiamo raggiungere questa maturità e la maturità è quella di santificarsi, di essere già giustificati, ma mettersi in una posizione dove possiamo veramente essere cambiati, essere santificati e appunto avere profondità. E l'Apostolo Pietro, che è un testo che mi piace un sacco, il capitolo 2, dice così, versetto 2, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la
salvezza. Può darsi che non siamo ancora maturi abbastanza, ma dobbiamo desiderare il latte spirituale, il crescere, cioè dobbiamo proprio avere questa voglia di crescere, perché Dio appunto è interessato in sapere esattamente se noi abbiamo o non questo interesse verso di Lui. Dobbiamo desiderarlo, anche se non abbiamo raggiunto ancora quel livello che Lui aspetta da noi. E poi Deuteronomio capitolo 32 versetto 2 dice che di goccia in goccia Lui versa su di noi la sua dottrina. Lui non arriverà qua e metterà già tutto così verso di noi, anche perché la nostra intelligenza non è capace di stare dietro a Dio, perché questo è successo con Giobbe, che ha detto: Signore, ti conosco soltanto di parlare, ma adesso ti conosco esattamente come tu sei. Quindi Dio si rivela a noi in base alla nostra intelligenza. Se la mia intelligenza è piccola, se io sono superficiale, Lui non parlerà mai di cose profonde con me. Però devo crescere, devo maturare. Perché il processo, anche se noi dobbiamo avere una chiesa matura, che ha la fede solida in Dio, che ha un amore verso i fratelli e che ha una speranza, dobbiamo capire che la chiesa siamo noi. E che se noi continuiamo a essere dei bambini spirituali, la chiesa non sarà mai matura. Quindi noi dobbiamo crescere, affinché quelli che sono al nostro intorno ci vedono e dicono così: caspita, questo qua sta leggendo due libri al mese, devo svegliarmi. Caspita, questo qua sta facendo dei corsi perché vuole proprio conoscere ancora di più Gesù, devo sbrigarmi, devo fare qualcosa. Caspita, questo qua sta proprio leggendo la Bibbia, magari, non so, 6, 7, 8 capitoli al giorno, devo sbrigarmi perché anch'io devo crescere, anch'io devo leggere qualcosa. Uno aiuta l'altro. E mano a mano che ognuno aiuta l'altro, tutti crescono e tutti quanti sono proprio in questa crescita spirituale. Amen. Sono stato chiaro fin qua? Avete capito? Bene. E arrivando quindi alla parte finale, volevo parlare del versetto 6 a 8, che dice così: esso è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Prima l'Apostolo Paolo stava dicendo che avete ascoltato e avete creduto nella parola della verità. Non so qua, però in Brasile è molto comune domenica mattina avere quel momento di scuola biblica domenicale. Io non ho mai affrontato questa idea perché ero di un'altra chiesa, va bene? E quindi non ho vissuto questa esperienza. Ma quelli che sono cresciuti in chiesa capiscono bene di cosa sto parlando. La scuola biblica domenicale hanno tutti dei bambini, come i pre qua, che ascoltavano la parola e ogni persona aveva quindi la sua classe. Erano degli argomenti più profondi, ma erano degli argomenti anche più tranquilli. All'inizio parlavano della storia di Davide, di Mosè, parlavano di cose che la loro comprensione riusciva a stare dietro. Però la scuola biblica domenicale ci portava a cosa? Ad avere una base di dottrina, di capire esattamente quello che Gesù voleva parlare, quello che era proprio la base del Vangelo. Bene. E perché noi dobbiamo appunto avere questo in testa? Perché quando l'Apostolo Paolo ha detto che loro avevano creduto nella parola della verità, dobbiamo capire anche, ricordarci, che il proprio Apostolo Paolo ha detto, se non mi sbaglio in Galati, che se lui stesse predicando una cosa che non era vero, che lui fosse proprio ritenuto come anatema. Sapete cosa vuol dire anatema? Maledetto. Nei peggiori dei casi. Quindi l'Apostolo Paolo aveva nel cuore molto chiaro che lui aveva la verità e che questa verità era il Signore Gesù Cristo e che è il Signore Gesù Cristo, perché lui non è morto, lui è vivo dentro di noi attraverso lo Spirito Santo.
E noi sappiamo anche che attraverso la sua parola, Giovanni capitolo 14, versetto 6, dice che lui è la via, la verità e la vita, che nessuno verrà al Padre a mezzo di me. È quello che ha detto. Quindi lui è la verità. Quindi se uno ti dice vieni per questa via qua perché da qua riusciremo proprio a raggiungere Gesù Cristo. Bugia. Solo attraverso di Gesù. No, vieni magari è più semplice, no? Perché questo che tu credi è una mezza verità, non è bene così. Bugia. Lui è la verità. La Bibbia è il nostro manuale. Un giorno ho detto a una persona che se mi dicesse ma nella Bibbia, credo anche nella copertina. Quindi è la Bibbia, è il nostro manuale e dobbiamo capire esattamente che è la Bibbia che dobbiamo seguire. È da qua che vieni, come Gesù dice, della verità, e cioè l'acqua che non avrà mai fine. Quello che ha detto a quella samaritana. Quindi dobbiamo capire che la dottrina è molto importante perché ci dà la base affinché noi possiamo crescere. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché la dottrina ci porta ad avere un insieme di credenze corrette e giuste. Guarda cosa l'Apostolo Paolo, nella seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, dal versetto 14 in poi, dice così: tu invece, lui sta dicendo a Timoteo, il suo collaboratore, il suo figlio nella fede, tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, quindi non è un dubbio, ma certezza, sapendo da chi e da chi le hai imparate. Quindi anche la persona che ha insegnato è molto importante. Molte volte le persone non guardano cosa stanno dicendo, ma guardano chi sta dicendo. Quindi il carattere è molto importante. Ok? E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, quindi quello che vi stavo dicendo, delle scuole bibliche dominicali. Fin da bambino hai ascoltato. Le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi stavo dicendo, la nostra salvezza viene soltanto da Lui, che può venire soltanto da Gesù Cristo. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a 4 propositi: insegnare, riprendere, correggere e educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi vuol dire che ogni volta che dobbiamo predicare il Vangelo, come ha fatto Epafra, che era un discepolo di Paolo, lui doveva essere preparato. E questo, ho fatto una domanda a una persona, ho detto così: ma se per caso una persona venisse al tuo incontro e ti chiedesse così, o magari non so, ti dicessi, ma io non credo in Dio, io sono ateo, cosa tu, non so, risponderesti? E lui mi fa, no, sì, risponderei così, così, perché noi dobbiamo essere preparati. La dottrina è importante perché ci prepara per avere la risposta giusta nel momento giusto per quella persona giusta. La dottrina ci prepara per uscire dalla Chiesa quando siamo in un evangelismo, per esattamente parlare con una persona che ha bisogno di Gesù Cristo e rispondere alla domanda che loro hanno bisogno. Logicamente che siamo guidati per lo Spirito Santo. Su questo qua non ci piove. Però dobbiamo capire che noi dobbiamo essere preparati, capire esattamente quello che c'è scritto. E non è soltanto il discorso di quello che finirò la mia predica qua, non è soltanto il discorso di avere solo la Bibbia, ma è anche avere il discorso di interpretarla della maniera corretta. Il secondo è che è un insieme di credenze che ci portano ad avere una condotta giusta. Perché dico questa cosa? Perché la Bibbia, cioè la dottrina di Gesù Cristo, ci porta ad avere anche un comportamento corretto. Guarda cosa dice Tito, grande Tito, capitolo 2, versetto 10, dice così: a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Quindi lealtà è una caratteristica
di condotta, una persona che è leale, una persona che è affidabile. Quindi immaginate una persona che tu vorresti avere proprio al tuo accanto, dicendo così: caspita, questa persona qua è leale, io posso fidarmi di questa persona. È quello che Gesù è per noi. Ma immaginate avere proprio un amico o un'amica che tu dici così: caspita, questo è servo del Signore perché posso fidarmi, perché questo è leale. Oppure tu che lavori magari da una parte, facciamo finta che tu sei un cameriere e tu sei proprio in contatto con la cassa, giusto? Il titolare di quel bar dice così: posso stare tranquillo perché il tizio qua, Zimpronio, è proprio leale. Posso lasciare la cassa tranquillamente perché questo qua non mi ruberà. Questo è avere lealtà, perché il nostro Dio è così. Perché la sua dottrina ci fa ad avere pure una condotta giusta, un comportamento giusto, che è proprio quello che abbiamo visto nella lettera di Giacomo, vero? Di avere proprio un comportamento giusto, di avere proprio la continuazione della nostra fede, perché noi non facciamo perché vogliamo essere salvati, lo facciamo perché siamo già salvati, perché abbiamo già raggiunto la salvezza, e lo facciamo perché il nostro Signore è così, perché Gesù è così. Amen? C'è qualche senso per te? E per concludere, è importante il mantenimento della dottrina. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché se dal primo secolo, quando c'era la Chiesa primitiva, Paolo doveva scrivere affinché loro non seguissero diverse dottrine che non c'entravano niente con quello che era la verità, pure noi oggi, no? Dobbiamo avere proprio questa idea in testa, il mantenimento della dottrina. Mi piace un testo che è Matteo capitolo 4, quando Gesù è di fronte al diavolo che sta affrontando la sua tentazione. Il diavolo dice così: ma se tu sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre qua in pani. E Gesù ha detto cosa? La parola del Signore dice che non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esca dalla bocca del Signore. Ha risposto con la parola. Ma interessante è quello che il diavolo ha detto: ma sta scritto questo, quello. E Gesù cosa ha detto? Ma sta anche scritto così. Il problema qua è che tante persone utilizzano un versetto al di fuori del contesto per creare un pretesto. Ed è importante avere questo molto chiaro in testa, che noi dobbiamo proprio interpretare quello che sta dicendo, perché le sette iniziano proprio con la distorsione della verità. Dicono che Gesù è di questa maniera, ma non è così. E questo noi lo vedremo un po' più avanti, quando Paolo, nel capitolo 3, se non mi sbaglio, di Colossesi, parla della famiglia. E oggi noi abbiamo proprio una distorsione della famiglia, che non c'entra niente di quello che la Bibbia parla, che Gesù è. Non c'entra proprio niente. Un'altra cosa che non c'entra niente è il matrimonio. Non c'entra niente. E poi noi dobbiamo capire una cosa, che la deviazione di una dottrina non è una scusa per credere esattamente che quella deviazione è vera. Quindi, se fosse così, ogni cosa che succede al di fuori della dottrina esattamente di quello che è vero, potevamo usare come una scusa per non seguire Gesù Cristo. Perché ci sono tante persone che, come vi ho detto, distorgono la verità e fanno delle cose che non sono giuste. Il proprio capitolo di Colossesi 1, versetto 28, e qua finisco e invito il ministero di lode a venire qua. Il versetto 28 dice così: che noi proclamiamo esortando ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. La perfezione, come vi ho detto, non è il fatto di non sbagliare. La perfezione è di essere maturi. Quindi non è che noi non sbagliamo, ma è il fatto che noi siamo maturi.
che abbiamo profondità, che noi abbiamo proprio questa profondità in Gesù Cristo, che è la nostra speranza della gloria. Tutti noi aspettiamo Gesù Cristo, tutti noi aspettiamo che Lui tornerà un giorno e verrà qua a vivere in mezzo a noi, a prendere la sua Chiesa. Tutti noi crediamo in questa cosa e Lui è la nostra speranza della gloria, che un giorno saremo con Lui nella gloria. E questo non può staccare mai dal nostro cuore, dalla nostra mente. Ma è importantissimo che noi manteniamo la dottrina nel nostro cuore, la dottrina vera, perché seconda Timoteo capitolo 4 versetto 3 dice così: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire, cioè fastidio di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Non è che la parola è cambiata, la parola continua la stessa. Il fatto è che la gente non sopporterà ascoltare più la verità, perché vogliono fare solo le loro voglie, perché sono, come vi ho detto, egoisti, perché sono delle persone che vogliono soltanto fare e compiere i loro piani. Quindi ragazzi, siccome l'Apostolo Paolo, che possiamo crescere in profondità, in maturità e raggiungere proprio un livello di profondità dove capiamo la nostra missione, non solo come Chiesa, che è predicare il Vangelo, ma in maniera individuale, con il proposito del cristianesimo, che è la salvezza di tutti quanti, di presentare questo Gesù che è il capo della Chiesa, di presentare Lui come il nostro Salvatore, come la persona che è morta per noi, ma soprattutto che è vivo e che regna per tutto il sempre nel nostro cuore. Amen. Che Dio vi benedica. Invitiamo la Chiesa, alzatemi in piedi, facciamo ancora un momento a Lui, dedicato a Lui, amen. Lui non aveva
l'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, a dolor si arrese fino alla morte e gli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa lui la presentò, per esaudire il creatore lui morì, affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amore si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, a dolor si arrese fino alla morte e gli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Non ci sono avvisi stasera, l'unica cosa per i piccoli gruppi, tutti i ragazzi con Miguel. Vedete se riuscite a stare in questa stanza qui sopra. Sì, questa che c'è la finestra di qua. Le ragazze adolescenti con Lizzy, giovani con Muni. Giusto? Grazie. Amen, amen, che possiamo finire questo culto con gioia e con allegria, perché Lui ci ha donato la grazia attraverso il suo sacrificio. Che finiamo con gioia, amen. Cantiamo a Lui. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, pieno di gloria del suo re. Cantiamo a Lui. Chi scopre tutto, il mondo intero, che ci stupisce in ogni istante, il re di gloria del suo re. Cantiamo, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore,
Hai preso il posto mio, portami pensi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto per me. Mettiamo. Spazza via la confusione che ci ha reso su file e file, ire di gloria, Gesù ire dei che guida il mondo alla giustizia, di liberare e non fare, ire di gloria, Gesù ire dei. Diamo a noi, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i piedi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Mettiamo a noi degno. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portami i pezzi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gloria al nostro Signore Gesù Cristo che è vivo. Amen. Ciao, ci vediamo sabato prossimo.